La spinta che è quella di ritornare io a sistemare le cose. Teme che la Lega possa finire e decide, nonostante tutto, di tornare all'attacco. Umberto Bossi rimette sul tavolo l'ipotesi di una sua candidatura alla segreteria federale del Carroccio e lo fa in occasione dell'intitolazione di una piazza a Cesarino Monti, da egli stesso definito il miglior sindaco leghista. Ma l'idea di un ritorno in campo del senatore non sembra accogliere grandi consensi nella Marca. Pur apprezzando il gesto, la senatrice castellana Patrizia Bisinella pensa sia giunto il momento di cambiare registro. Lui in questo senso, secondo me, significa che vuole mantenere l'unitarietà della Lega. Penso che forse un segretario federale più giovane, insomma movimentista, in grado di trascinare il movimento verso quello che è un corso nuovo, insomma sia preferibile. Ancor più deciso Gianantonio Darè, l'ex segretario provinciale della Lega, considerato uno dei bossiani doc, pensa sia arrivata l'ora della svolta, una svolta giovane anche in questo caso, ma che non parla veneto. Io penso che Umberto Bossi sarà sicuramente il padre nobile della Lega, ma il futuro in questo momento si chiama Matteo Salvini. No comment da parte di Flavio Tosi, segretario nazionale con mira alla guida del centrodestra nel post Berlusconi, ma non si sbilancia nemmeno il governatore Luca Zaia. Lo aveva detto anche in passato e poi ha smentito questa sua disponibilità, o meglio ha rinnovato la volontà di non correre più. Io eviterei di fare altri commenti. Non resta che attendere. Per la presentazione delle candidature c'è tempo fino al 15 novembre, poi si raccoglieranno le firme ed il 1° dicembre ci sarà l'ufficialità dei candidati alla segreteria della Lega, ma l'ultima parola spetterà ai militanti, visto che saranno loro per la prima volta nella storia del Carroccio a votare il segretario federale.